Sei dirette al giorno e che te lo dico a fare. Ogni martedì dalle 13 siamo in onda. Bello sintonizzati, ascolta roba buona e dico musica indipendente. Musica indipendente. Musica indipendente. Musica indipendente. Lo sapete bene voi populisti del nord, del centro, del sud, populisti d'Europa, populisti del mondo. Lo sapete bene che ogni martedì dalle 13 alle 14, ogni sabato dalle 20:30 e ogni domenica dalle ore 15 su RPL gira la buona musica indipendente, tutta roba buona, selezionata accuratamente. Oggi pensate, selezione by Erika Sbriglio! Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno mio caro tesoro Sammy Varini, lo speakeroso, ricordatevelo bene, perché qualcuno l'ha chiamato così. Oggi è carica, ragazzi, è da quanto tempo è che non smetti di cantare? Cioè è da 3 anni e mezzo che continui a cantare serate, presento, faccio la giuria, sta facendo anche la giuria. Sì ragazzi, poi ci racconti. Roba buona, poi ve la faccio raccontare dal signor Camporeale, che ormai è di casa, lo potete vedere qua dietro. E lo presentiamo, ciao! Ciao! Allora, oggi, come hai detto tu, tanta roba, veramente tanta roba. Abbiamo 3 ospiti che sono qui fisicamente, poi avremo una telefonica un po' più avanti, intorno alle 13:30. Cominciamo dal primo. Il primo ospite è appena uscito con un singolo molto carino, è un cantautore, e lui si chiama Morgan Wild. Buongiorno caro Morgan. Allora, che ci dici di bello? Raccontaci un po' di questo singolo, dai. Allora, il singolo uscito a febbraio si chiama The King of the Nowhere ed è una canzone che ho fatto con Luca Svenmacher, il mio socio di una vita, e praticamente è una traccia EDM che tratta di questo strano individuo che da un giorno all'altro compare nei nostri cieli assieme al suo vascello galattico e decide di iniziare a far fuori tutti, a sparare sulle città di tutto il mondo mentre canta la 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 la. Certo, ma è interessante questa cosa. Quindi, cioè, è un tipo particolarmente sballato o c'è un motivo per fare tutte queste cose? Ma diciamo che il nome stesso spiega un po' anche il personaggio, The King of the Nowhere, ovvero il re del nulla, che però compare dal nulla appunto per prendersi tutto ciò che abbiamo. In realtà è proprio un'allegoria, se vogliamo, della nostra società. Cioè, io e Luca ci siamo divertiti a chiederci che cosa sarebbe successo se appunto da un giorno all'altro venissimo invasi da questo esercito è un po' un complottista come me lui. Guarda che questo ha un certo appiglio e soprattutto complotto. Ci sono i nostri amici che ci seguono, li salutiamo, li mandiamo tanti bacioni, gli amici dei 5 Stelle e sono quelli che tu gli dici queste cose e poi ci credono. E sai, un po' la storia delle scie chimiche, abbracciamo tutti gli alberi eccetera, cose bellissime e di capitale importanza, che però se lo dici più di 3 volte e questi ci fanno la proposta di legge, capito? Questi ci fanno anzi il decreto, peggio ancora. Se guardiamo, gli americani hanno un piano in caso vengano gli alieni a invaderci, quindi nel senso non potrebbe anche essere che essendoci un complotto, attento ragazzi. che abbiamo Alfredo Lissoni che fa programma sugli UFO qui su Radio Padania, attento, qui abbiamo no, perché dobbiamo correre ai pari, ci sono tante teste che la pensano in modo strano e qualcuna a volte ci azzecca.
Assolutamente sì. E quindi, a parte la teoria del gomblotto, Mhm. sei una persona comunque molto fantasiosa, Assolutamente diciamo così, sì. e, È la mia e maledizione. riponi la tua fantasia poi nei brani Esattamente. che produci poi, no? Perché è Esatto. autoprodotto, giusto? Esatto, tutto quello che sentite è stato fatto da me e Luca, appunto, che siamo due producer e al tempo stesso, appunto, scriviamo le tracce che poi veniamo a presentarvi, sperando che vi piacciono, ovviamente. Beh, io voglio sentire a me Mad World, la mandiamo in onda, scusa. Sì. Questo Questa è una mi cover. permetto di fare un piccolo commento, appunto, è una cover, come Ma ho già voglio detto sentire ieri. come l'hai fatta. Assolutamente, Sono curioso. non vedo l'ora che tu la senta. Volevo solo dire che è stata fatta quando io e Luca suonavamo col nome di Stupeficium, che era appunto il nostro vecchio progetto. Adesso il progetto si chiama Morgan Weil, che è il sottoscritto, appunto. E Stupeficium, caro Sammy, se tu dovessi mai essere un fan di Harry Potter, Già ecco, cominciato. allora Da un po' di Stupeficium tempo. è il Un nome incantesimo. un incantesimo, sì, che usava Harry Abbiamo Potter. preso il nome proprio da lì perché siamo due fan sfegatati di Harry Potter e io ringrazio per sempre la J.K. Rowling perché grazie a lei ho trovato la passione di leggere quando ero ragazzino, che è molto importante, quindi Bravo. pubblicizziamo Bravo. sempre i libri. Io, grazie ai miei figlioletti, mi sono comprato anche la bacchetta magica di Harry Potter. E allora, ragazzi, l'ho pagata Mago uno Varin. sparo di soldi, però io va bene, va bene. Dai, Sentiamo ascoltiamoci Mad World. Mad World, signori, su RPL solo roba buona, roba che non gira su RTL, roba che gira su RPL. Sul cursore, Carnelli, sul cursore.
E voi non lo conoscete perché ascoltate Radio Italia, solo musica italiana, ragazzi. È tremendo. Ma io vi il capisco, Marino. ma io li capisco, perché, sai, entri in macchina, Allora, senti ragazzi, la radio, voi senti dovete Radio Italia. sapere che lui ha fatto lo speaker per tantissimi anni a Radio Italia, Ma sì, Guarda, ma certo. Infatti ha una voce che Poi già sono ho sentito. passato Barinda in le ha passate tutte. sono le radio. passato in Padania perché giustamente magari bisogna creare anche qualcosa di diverso ogni tanto, con tutto il bene che vogliamo alla Radio Italia, ma questo vale per Dimensione Suono, per R101, per Radio DJ. Ragazzi, va bene passare la musica che paga, però magari diamo anche un po' di spazio alla musica che non ha soldi per pagare, ok? Ci siamo intesi, lo dico agli amici programmatori musicali che so che ci sentono perché so curiosi e sbavano pure di invidia perché vorrebbero mettere la musica indipendente, ma c'è qualcuno lassù Che non vuole. che non ti dà la scaletta appare direttamente sul computer. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, Un altro dai. pezzo, Sì, ci ascoltiamo un singolo, quello di cui parlavamo prima, che è il Esatto. singolo nuovo. Questa volta però lui si fa chiamare Morgan Wild, quindi il nuovo progetto Morgan Wild. Dove lo possono trovare? Innanzitutto, dove lo possono ascoltare? Questo lo trovate su Spotify, iTunes, sempre YouTube se volete guardarvi il video, che tra l'altro ho realizzato con i ragazzi di Lab Zero, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare per l'ottimo lavoro. E già che ci sono, ringrazio anche la mia manager, che è un angelo, Rita Biganzoli, Ciao Rita, Rita, non la conosciamo. ciao Rita. Ciao cara. e Alessandro Filippi, che ha curato le immagini, ed è veramente un grande che adoro. E allora ce l'ascoltiamo subito, The King of the Nowhere, E il re del nulla. Dove la ragazzi. trovo? Perché c'ho sulla chiavetta c'ho Beatport, c'ho questa cos'altra qua, Aspetta. C'ho Beatport, cos'è questa roba? Sì, quella. È questa. proprio quella, C'è un questa titolo è- nascosto. Dati C'è un titolo scritti nel file. dati scritti nel file, in modo che uno non capisce quando la mandi in onda. Sentite un po' questa roba buona, ditemi se vi piace oppure no, anche al 346 642 7756. Siamo in diretta.
Sì, guarda, Ho visto distratti. caro Vado via un Marin, attimo, porca miseria, ci ha beccati, Ragazzi, ragazzi. siete troppo simpatici. non Eravamo so. qui a far Baldoria e il questa- Marin ci ha beccati proprio in Questa pieno. comunque è musica che gira bene in radio, gira bene sull'autoradio, musica che bisogna scaricare legalmente. Allora, ripetiamo bene dove si può trovare questa musica. Grazie mille innanzitutto. La trovate su Spotify, su iTunes o su YouTube cercando Morgan Weil, che è appunto il nome del progetto. E se invece volete cercarmi sui social, mi trovate all'indirizzo Morgan Weil Music sia su Instagram che su Facebook, mentre invece su YouTube è sempre The Morgan Weil, che è il canale. Aspetta, che provo. Bravo Morgan White, ci è piaciuto tanto, è vero? No? Grazie. Tanta roba, Sammy, Morgan, tanta roba. non mi fido di Assolutamente. Morgan Weil, Quello è il scritto. canale YouTube. Weil è scritto con l'H, Su giusto? Facebook cosa devo scrivere? Morgan Weil Music, Ah. perché purtroppo Morgan Weil non c'era. Morgan Weil. Naturalmente la mia diretta Facebook Music. è andata a farsi friggere. Ok, eccolo qua, Morgan Weil. Esatto, Sì, sono sei io. tu, perfetto, cliccato ragazzi, 7638 mi piace e non è niente male ragazzo, non è niente male. Complimenti, Morgan Weil, scritto WHILE. Ripeto, cercate roba buona, musica un po' diversa dal solito, soprattutto musica al passo coi tempi, e ci siamo intesi fuori da determinate logiche tra gli amici di Baglioni e fratelli e sorelle eccetera. Vi vogliamo bene, amici di Baglioni, però ci piace anche un po' più di libertà. Insomma. Qui a RPL c'è questa libertà e noi ringraziamo veramente artisti come Federico Lovato. Grazie a voi, e ragazzi. tutti gli altri che abbiamo qua dietro che tra poco arrivano. Grazie Federico! Ciao, Buona giornata, buon lavoro a tutti. Ciao! E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firmare www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Trebbiolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot
Chiaro che poi uno decide quale video guardare. Se per caso cadesse il mondo e vi cade l'occhio sul video di Lacrima e la canzone Adesso, beh, forse ne vale la pena. Lo abbiamo in linea, Lacrima L.A. Ciao! Ciao, Ragazzi, grazie mille, come state? Allora, la Erika, dobbiamo dirlo, lei ha preso la sua cuffietta, è andata fuori e intanto che si sentiva la tua canzone si è fumacchiata una sigaretta, tanto perché così gli prendeva bene, no? Io invece ho preferito stare qua e guardarmi anche il video, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Assolutamente. Allora, mi devi dire un attimo, non il numero di telefono di queste del video, non pretendo così tanto, però almeno dove le hai beccate? Sono tue amiche? Che cosa? No, questi qui sono ragazze fotomodelle, tipo fotomodelle io l'ho contattate io. Quindi... Poi loro ci stavano perché comunque hanno sentito la canzone, ha detto ci stavano anche, vedi che fortuna. Ma senti come si informa il Varin. No, mi hai detto che ci stavano, pure tu non l'hai visto il video. Se vedi il video, l'avevo già visto. Ti assicuro che è una cosettina particolare, però ci sta. Ci tengo a dire che Lacrima si autoproduce, diciamolo sì, questo, faccio quasi tutto da solo, quindi. Questa è la famosa musica indipendente, è quella che ci piace, quella che noi sosteniamo da sempre. Lacrima, qualcosa su di te, dai, cosa vuoi lanciare per i nostri ascoltatori che devono sapere, che devono conoscere su di te? Guarda, ho 21 anni, vengo da Roma, quartiere di Tor Vaianica, faccio musica già da 14 anni, però mi sono messo in gioco da poco, sto mettendo in gioco. E niente, poi andate sul mio canale Lacrima LA su YouTube, su Instagram Lacrima Official G. E niente, io ho scritto quella canzone d'amore perché praticamente ho passato con una più grande delle cose che non ho mai passato con nessun'altra. E meno male. Quindi poi non so, quando lei mi ha lasciato, perché oltretutto lei mi ha lasciato, io non l'ho lasciata, oltretutto io stavo male, non sapevo come fare, e mi sono preso un bicchiere di vodka così e mi sono messo a scrivere, e da là poi sono uscite tutte parole così. Insomma, questi ragazzi scrivono quando vengono lasciati dalla fidanzata, sostanzialmente, è così, no, perché lei era un po' particolare, capito? Tipo adesso che sto meglio, scrivo canzoni d'amore magari fighe, cioè molto più orecchiabili, molto più tipo da ballo, capito? Dipende da come il poeta sta male, se sta bene sta male. Di solito escono meglio le canzoni quando si sta male. Comunque. No, è vero, comunque il pathos ci sta, le più belle canzoni nascono così. Sammy, l'amore. Sì, perché l'amore è la droga più potente in strada per ora. Assolutamente. Tra l'altro io vorrei ricordare che Lacrima è uno dei concorrenti del premio Nilla Pizzi. Io l'ho visto personalmente proprio domenica a Milano. Ci rivedremo più avanti, caro Lacrima. Sì, magari. Ma certo, assolutamente, dai. Abbiamo qua tra l'altro anche oggi il nostro Vin Camporeale, che ormai è diventato fisso qua a Radio Padania. Non so se tu hai occasione, Lacrima, di vederlo in questo momento. Se ti collegassi alla diretta magari Facebook o alla diretta YouTube della radio, potresti vedere che allegra compagnia che c'è qui oggi. Ciao Lacrima, sei bravissimo. Complimenti. Ti ha fatto i complimenti. Kevin. Davvero? Si vede che non sente benissimo. Noi ti ringraziamo, Kevin. Mo provo a vedere comunque su YouTube se riesco, perché c'è internet un po' lento. Anche noi siamo conciati, però vienici a cercare Radio Padania su YouTube, ci sono tutte le dirette. Chiaro che il prossimo giro che passi da Milano ti vogliamo qua in studio. Va bene, guarda, magari. Volentieri. Lo spero tanto. Grazie. Lacrima L.A. Ciao ragazzi. Ciao, un bacione, buona giornata. Ciao anche a te. Eccoci qua. Allora, adesso voglio fare una presentazione, anzi, io direi di fare la presentazione a colui che ormai è onnipresente qui a Radio Padania, che è il maestro Vin Camporeale. Un applauso. Vai Camporeale. Ormai ragazzi,
Il maestro Camporeale è diventato un super divo, eh? Infatti io qui ho una stanza tutta mia dove dormo, Certo. mangio qua, quindi... C'è spazio per tutti, guarda, di là poi ci sono anche i muratori che stanno facendo la nuova Se sede, vuoi quindi dare una se mano. dai una mano, do un contributo, una mano ad aiutarvi. buono, Ciao a buono. tutti. Dici tutto, caro maestro. Che abbiamo qui oggi? Beh, abbiamo due ragazzi bravissimi che oramai sono stati vincitori della prima edizione Nilla Pizzi 2018 e lavorano con me da un anno, stiamo facendo tantissime cose e poi la cosa più bella è che a Natale finalmente uscirà il primo album a loro dedicato, quindi Bisogna presentarli. Presentiamoli. Abbiamo in studio Silvia Lo Giudice e Simone Mastragostino, ragazzi. Venite. Oggi se portate le Fatevi sedie, avanti, ragazzi, fatevi avanti, ci possiamo mettetevi qua di stare fianco, tutti quanti. ragazzi. Allora, vediamo un pochettino in che cosa sono specializzati questi due, che voce hanno, che cosa fanno con la loro voce. E cominciamo dalla Silvia. Silvia Lo Giudice, ti si trova così su Facebook, giusto? Sì. Silvia. Allora, la Silvia arriva da Roma, eh? Arriva da Quindi Roma. non è dietro l'angolo, ragazzi. Di cosa ti occupi con la tua voce? Io faccio un genere particolare che è la pop lirica, perché io mi sono laureata in conservatorio in canto lirico 2 anni fa, ho studiato musica lirica e adesso sto iniziando questo percorso particolare. Stai dicendo una cosa molto importante, nel senso che adesso sentiamo un tuo pezzo, anzi dimmi quale devo puntare di questi qua, Dormi amore, quello che eravamo, se mai sarà, se mai potrò. Quello che eravamo. Quello che eravamo, già inizio a puntarlo. No, dicevo, una cosa molto importante, tu mi hai parlato di pop lirica e perdonami, gli ignoranti come me pensano a uno sfigato come Andrea Bocelli, che ha cominciato proprio in questo modo. Tutti lo prendevano in giro facendo pezzi un po' lirici, un po' poppeggianti e poi vediamo dove è arrivato. C'entri qualcosa con la tipologia musicale di Andrea Bocelli degli inizi, adesso magari si è addentrato anche un attimino più sulle cose serie, oppure è un'altra cosa? No, ovviamente lui è un tenore, io sono un soprano, però lo stile è quello. Lo stile è lirica, quello? quindi... Signori, sono curioso, voglio sentire subito una canzone e voi che avete sotto mano un computer vi conviene andarla a cercare. Silvia Lo Giudice con Quello che eravamo.
difficile far rimanere Sammy Varin a bocca aperta senza che io parli, e infatti sto parlando, però ragazzi, Silvia Lo Giudice c'è riuscita con questo pezzo, quello che eravamo. Ma avete sentito dove cavolo arriva con la sua voce? Con nonchalance, si arrampica con come su un albero. Sei capace di arrampicarti sugli alberi? No. Secondo me è capace, non ce lo dice, ragazzi. Si arrampica come una scimmietta, va su, ma fa di quei giochi con la musica che vabbè. Dove la trovo questa canzone? Si trova in tutti i digital store, quindi iTunes, Spotify, Amazon, e anche su YouTube, che c'è il videoclip. C'è anche il video su YouTube, ok? Io non l'ho visto, lo voglio andare a vedere. Quello che eravamo, Silvia Lo Giudice. Lo so che siete curiosi, datevi da fare ragazzi, perché questa è roba buona. E mi diceva la Erika che quest'anno questi due ragazzi, Simone e Silvia, hanno deciso di presentarsi di nuovo al premio Nilla Pizzi, però separatamente, con 2 brani assolutamente individuali, perché loro effettivamente, a quanto ricordo, non nascono proprio come coppia canora. È stato il maestro Camporeale, o mi sbaglio? No, sono arrivati già da me tramite un altro concorso che si sono uniti. Poi. Ah, ok, però non siete partiti come coppia canora. Vi hanno consigliato magari di capite farlo, ragazzi, no? come Wes e Dori Ghezzi ai tempi, ve la ricordate? E non ci lasceremo mai. Allora, a proposito di questo, prepariamoci la scena, Arriva. come pubblicità. Alla prossima, Varin, tu ti metti lì, io ti salto sulle spalle. Oh mamma mia, perché Te la questo- ricordi la pubblicità del calciatore? questo genere musicale non lo conoscevo. Va bene, sono pronto a tutto. Comunque capite il bello di fare coppia sul palco quando trasmetti delle belle emozioni. Poi nella vita ognuno fa quello che gli pare, ma sul palco in quel momento ci siete voi due e questo piace al pubblico. È arrivato il momento di sentire Simone Mastragostino. Simone? Perché, ma come ti trovi sul palco con la Silvia Lo Giudice? Bene. Bene, vai, come contento. Va bene, Abbiamo assolutamente. un bellissimo rapporto, quindi siamo molto felici di lavorare insieme. E adesso come minimo cosa mando? Quale mando? Se mai sarà, se mai potrò. E qui ci sei tu sempre soletto? La mando? Siete pronti? Sì, domanda. Cosa fai con la tua voce qua dentro? Cosa fai? Lo vediamo adesso. Dice, no, non ce lo vuole dire. Non ce lo dice Simone. Intanto cominciate a cercare Simone Mastragostino. Questa è musica indipendente, ragazzi. È come quando andate dal contadino che vi tira fuori la roba appena presa dal campo. Decidete voi poi se preferite il supermercato, ma non sapete cosa vi perdete. Signore e signori, Simone Mastragostino. E mi sorprendo in questa notte. C'è lei davanti a me, proprio qui accanto a me. Ed un sospiro e poi una lacrima mi trema l'anima al sol timore di perderla. Io no, mai. Se mai sarà, se mai potrò cullare i sogni suoi, toccarle l'anima, se mai sarà, se mai potrò, spalancherò tutto il mio mondo
per darlo a lei e mi riscalda il suo pensiero di avere ancora qualche ora per restare accanto a lei. Ed io resterò qui ancora per un po', proteggerla perché se mai sarà, se mai potrò, pregherò in ogni sera per il suo amore e ringraziare Dio per averla incontrata, perché nessuna creatura è tanto innocente mentre dormi, perché d'ora in poi io non mi arrenderò, perché c'è davvero lei e sarà sempre lei. E le cerco la mano in questo tiepido letto, è fredda e con dolcezza la riscaldo nel petto. Faccio un sospiro, nasce un sorriso, sorrido di questo amore improvviso. Amore, portami via, dove nasce il sole e tra le stelle tramontano le paure, perché ho perso tutto e ho vinto tutto, perché qui alla fine i miei sogni inizia lei. L'applauso per Simone Mastragostino con Silvia Lo Giudice, fanno coppia quasi fissa sul palco e tra poco sentiremo Ma solo l'ultimo sul pezzo. palco, ci tengo a Ma precisare, solo sul perché- palco, lo precisiamo per i rispettivi partner che magari sono a casa ad ascoltarci o ex partner che sono a casa ad ascoltarci. Ragazzi, io sto pensando ancora a Bocelli, a come lo pigliavano per il culo all'inizio, cioè con te partirò, quando è stato a Sanremo c'erano quelli con la puzzetta sotto il naso che dicevano sì, nel senso che questo si è fatto una pera, no? E quindi è partito per chissà, non vi dico che cosa non gliene dicevano. Vero, Dietro Bocelli, poi effettivamente E Bocelli. poi lui vende in tutto il mondo e fa concerti in tutto il mondo, gli altri no. Gli altri Questo è purtroppo bello. ce li ritroviamo però tra i ben pensanti, le giurie che poi scelgono chi deve vincere a Sanremo, e avete visto anche quest'anno qualche Facciamo sorpresina. nomi, Non diciamo niente, speriamo di poter lavorare un po' meglio dal prossimo anno in Rai, e questo non lo so perché E sai, io spero tanto di vedere questi ragazzi, davvero tanto. Anche Sarebbe Morgan, bello. anche Morgan che lì dietro imboscato, è rimasto sarebbe qua. bello. Anche Federico Lovato in arte Morgan, che pure lui trovate Anche su Lacrima, perché YouTube. no? Lacrima. Ci salutiamo con l'ultimo pezzo? Dai, perché il tempo purtroppo vola e io voglio sentire. Questa la cantate insieme allora? Sì. Dormi amore? È una cover di un brano di Celentano. Cos'è che non me lo ricordo? Adesso lo mandiamo e lo vediamo un attimino. Accidenti, mi cogli impreparato, li conosco tutti.
amore verso di noi. Amore, grazie a te, Elka. Sammy. Dormi amore, sentiamone un pezzo. Bellissima? Non lo so, sentiamo. Questo gran silenzio quasi fa rumore, sono ancora sveglio e sto ascoltando il cuore, fuori nell'immenso domina la notte, mentre i miei pensieri fanno ancora botte. Quale strada ha scelto questo mio destino, sapere dove andrò. Come un vento quegli alberi vedrai muoverò, sfiorerò le ginestre giù per 1000 sentieri. Dormi amore, non ti svegliare, no, non temere, con altre mani ti accarezzerò, con l'aiuto dei gabbiani disegnerò impossibili figure che potrai interpretare.